politici di destra, di centro, di sinistra, ma nessuno dice niente, nessuno si muove. Ancora l'emergenza idrica continua e non abbiamo notizie di come state procedendo. Intanto gli invasi sono tutti incretati perché da anni non vengono a essere puliti. Se arrivano le piogge, questi invasi si riempiranno, ma la capacità sarà inferiore perché non sono stati drenati, non sono stati puliti. Intervenite a pulire questi invasi in tutta la provincia di Agrigento, perché se no le piogge resteranno inutili per la prossima stagione estiva. E poi muovetemi, andate a Palermo da Schifani, portatelo a Roma, portatelo dalla von der Leyen. Abbiamo bisogno di un dissalatore energetico come quello di Dubai, che è un'ultima generazione con fotovoltaico. Mettete acqua nei tubi, raggiungete la portata nei tubi per fare arrivare l'acqua alle case dei cittadini agrigentini, e la portata poi, siccome i tubi sono antichi, provvederete dopo a ripararli. E non perdete tempo, non dormite, perché dormite. Dovete immediatamente dare risposte esaustive ai cittadini di Agrigento. Ricordatevi, il 60% non va a votare perché la politica ha perso credibilità e dobbiamo farla riacquistare. Se non diamo risposte, perderete pure il 40% che acquisite per le vostre elezioni. Io vi auguro di risalire la china, perché la politica la dovete fare come l'avete fatta in passato, e credo che se siate spronati riuscirete a conquistare il restante 60% dei votanti che ha perso la fiducia. Vi auguro di un buon lavoro e la soluzione del caso.